Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro Manettino Veneziano con la Hilde che dovrebbe arrivare a momenti. Adesso dobbiamo vedere un po', a che ora arriva la Hilde, dovrebbe essere qui a minuti. E intanto incomincio a salutare gli amici della Cinzia Tafuri. Ciao Cinzia, poi Marietta Veneziano sono io, Cinzia Tafuri ha già una bellissima domanda, poi Meg, Sara Angius, e intanto aspettiamo gli altri che si stanno collegando. Nel frattempo il vostro Marietto fa un bello spam su Facebook, anche Carmela Cicu, salve Carmela, bene. Adesso mentre stiamo aspettando la Hilde che molto probabilmente arriverà a momenti, il vostro Marietto fa un bello spam sui gruppi di Facebook per dire che praticamente ci siamo, Quindi aspettiamo ancora con calma un attimino, pochi secondi, e dovrebbe essere collegata la nostra Eldona nazionale. Intanto vi ricordo sempre che i nostri gruppi sono cioè i gruppi, le live sono al martedì con Hilde, al mercoledì alle 20:30 col vostro Marietto Veneziano, poi al venerdì sempre con Hilde alle classiche 20:30, è ormai un must, e al sabato, il vostro Marietto Veneziano con, Hilde alle 14, quando tutto va bene. Però oggi abbiamo avuto un piccolo problema perché Hilde era super impegnata con un super lavorone. Eccola qui la nostra Hilde che adesso prende in mano la situazione, appena riesco a muovermi col mouse e farla entrare in scena. Aspettate un attimino, piccolo problema tecnico. Eccola qua. Eccola qui la nostra Hilde. Buon C'è? pomeriggio. Benissimo. Sì. Allora vedi che Buon avevo pomeriggio, visto adesso giusto Hilde. nella stesa di questa mattina che avevo visto che c'era un problema Un tecnico. problema tecnico, sì, piccolo problema tecnico, ma abbiamo risolto alla grande come al solito, Eccoci qua. Sì, sì, sì. Prendi pure in mano te la situazione perché il Marietto deve spammare un po' al resto del mondo libero che siamo online. Sì, d'accordo. Allora, bene, siamo qui, siamo in diretta per voi. Abbiamo al solito questo appuntamento con la doppietta, facciamo le risposte in due, il Marietto con il pendolino e io con le sibille, dunque saremo ben contenti di rispondervi. Vedo che ci sono già anche delle domande, Marietto. Addirittura, Sì, bene sì, sì. Caterina, benissimo, ci fa Sì, 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 piacere. sì. Che c'ho il Sì, pendolino sì. che scotta, c'ho il pendolino che scotta oggi, Ecco, magari essendo orario pomeridiano non ha problemi di vitamine. No, perché l'altro giorno è un po' gli do troppa melatonina a quel pendolino lì, è inutile. Mh. Esa Non vorrei che poi ti resti addormentato anche di giorno. Allora Sì. Vediamo un po' cosa bolle in pentola oggi, Hilde. sì, beh, allora stamattina abbiamo fatto già una specie cioè una diretta, solo che eravamo sul canale di Facebook, il gruppo Magie Sibille Tarocchi Radiestesia, dove vi invitiamo comunque, se vi fa piacere, ad iscrivervi. E appunto abbiamo detto insomma alcune cosine. E adesso siamo comunque qua per darvi delle risposte. Ma mentre il Marietto smanetta, vi ricordo gli appuntamenti della settimana, così riempiamo questo momento, anche perché ci serve, lui è il Ma primo di io Hilde sono a posto, però tu continua Sei a con la tua posto? filippica. No, no, mi piace sentirti, vai pure avanti perché mi piace, poi dopo entriamo in scena Vabbè. col pendolino che sta Allora, fremendo, sì. ricordo dunque gli appuntamenti della settimana a partire dal lunedì alle 20:30 fino alle 21:30 sul gruppo I Magici Arcieri Bertoldini in Telegram. Dunque, se ancora non fate parte di questo gruppo, potete scaricarvi l'app gratuita Telegram e con il link che troverete in descrizione aggiungervi al gruppo. L'inserimento è diretto e dunque in questo gruppo noi condividiamo conoscenze, comunque informazioni di carattere esoterico che spaziano dalla radiestesia radionica fino proprio all'ermetismo e la cabala, dunque può essere interessante, direi. Il martedì e il venerdì c'è la diretta sul mio canale YouTube alle 20:30 fino alle 21 e il mercoledì alle 20:30 fino alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sempre con la diretta, e poi il sabato pomeriggio, come oggi, alle 4 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene Marietto, rispondiamo. Promossa, sì, penso che Grazie. possiamo andare avanti. Sì, sì, Io sì. sono prontissimo, c'ho qui il pendolino che scalpita.
Non vede Bene, l'ora, magari oggi è perfetto. una volta buona che si sveglia. Andiamo avanti con le domande, vai. Okay, cominciamo da Cinzia che mi sembra essere la prima nell'ordine, Sì. di arrivo. Buon pomeriggio, sono Cinzia Antonella, 3 agosto 1960. Vorrei sapere per mia figlia Gayatri, che bel nome, Ricci, 30 ottobre 2006, quali sono i desideri della sua anima e i talenti. Grazie, vabbè, siete grandi dai, in 2 poi siamo grossi. Ehm, Allora, rispondiamo a Cinzia. però Per qui devi Sofia so Gayatri. Hilda, qui devi farla te perché il pendolino lì Già c'entra i ben desideri poco. della sua anima sì e no è un po' difficile. Beh, vediamo cosa riusciamo a vedere dalle sibille, va bene? Vediamo cosa 2006, anche deve compiere, vabbè, 13 anni e mezzo questa ragazza. Vediamo un po' che cosa ci dicono le sibille, se ci danno un indizio. Già il nome che lei ha scelto, Cinzia, sembrerebbe avere il piglio dell'avvocato, della giustizia, ma anche i significati di Giove, a vedere così. Allora, questa ragazzina deve aver patito qualcosina nel passato recente, prevedo l'abbattimento morale, dunque forse è successo qualcosa che l'ha tirata un po' giù, però è molto volenterosa, è una brava ragazza. Abbiamo qui possibilmente c'è un ragazzino che, vabbè, diciamo che dobbiamo guardare i significati e le cose per la sua anima. Beh, la vedo comunque alla ricerca, sarà volenterosa anche di studi, in attesa e in cerca di risposte e sicuramente è possibile che dandosi parecchio da fare riesca a compiere una vera e propria metamorfosi, una trasformazione. Per quanto riguarda gli altri significati, è possibile comunque che debba lottare molto, soprattutto per quanto riguarda il contesto familiare nella sua vita, ma avrà il successo o comunque sarà contenta del suo percorso a livello animico. Secondo me è lì il campo di massima espressione, vale a dire che sarà nell'ambito della casa o comunque delle questioni legate alla casa. Non escludo che possa voler dire che deve lottare per una specie di ritorno a casa, oppure che l'ambito in cui deve esprimersi e l'obiettivo comunque della sua vita sia proprio quello di le lotte domestiche, comunque di aiutare queste cose. Come ho detto prima, ci sono dei valori di Giove che sono saltati fuori e dunque è possibile che magari si dedichi alla giustizia o ai servizi sociali o comunque quello che riguarda gli ambiti domestici. Allora, i desideri della sua anima, sì, ecco, è questo più o meno. Bene, poi abbiamo Mom Meg, ciao Mom Meg, ciao Ciao Sara, Mohammed, ciao ciao Sara, Carmela, ciao Carmen, che ciao Carmela, sì. Chiara, Ciao Carmen, giusto, Chiara. lei l'ha scritto fra parentesi, ciao Sì. Chiara, ciao Pietro, Tiziana, Martino eh, 86. sì, di nuovo Chiara, vabbè, per la domanda. Credo di aver saltato al Kiwi solito. anche, c'è Sì, Kiwi anche. sì, sì, Kiwi, infatti ho dato un colpo di Pietro Di mouse. Maggio. Antonella, Vera, Maurizio. Bene, allora andiamo con ordine, così spero di aver salutato tutti. Abbiate pazienza, ma io col mio mouse ogni tanto litigo. Per amore di scorrere mi va troppo su, mi porta giù, su e giù le schermate senza neanche che io me ne accorga. Dunque, partiamo con la prossima domanda che mi sembra, correggimi se sbaglio, ma mi sembra, allora, Cinzia abbiamo risposto, Martina. Sì, Martina. sì, Mm. sì, Martina. Allora, vorrei sapere se avrò una storia sentimentale con Stefano. Però lei si scrive Fabiola, 12 novembre 86, dunque 12 novembre 86, vediamo se avrà questa storia sentimentale con Stefano. Stefano, Al non abbiamo dati di Stefano. Quindi potrebbe essere uno eh, Stefano a caso, anche nel futuro dici? Agganciati, sì, infatti un Sì, po'. vabbè, uno a caso, uno dei Ci tanti avrà una Stefani che storia girano nel con... quartiere. Vabbè, però insomma, Vabbè. va bene, adesso proviamo, eh.
sì, mi sì. sintonizzo sulla Su Fabiola. di lei che avrà in mente un determinato Stefano, vediamo se ci sarà una storia sentimentale. Ci son tanti Stefani qui, eh. Non so quale scegliere. Aspetta un po'. È diventato un sì? È un sì un pochettino Per la storia ci vorrà animico. un po' di tempo, Ci sì. vorrà un po' di tempo, però Ilde fammi una radiografia tua. Va bene, speriamo di aver acchiappato lo Stefano giusto, Eh vero? sì, perché non vorrei che sia il figlio del panettiere che poi magari fra 20 anni sarà la nuova fiamma, eh. Chi lo sa. Allora, vediamo. 12 novembre 86, Fabiola. Ah, il taglio. Allora, facciamo così, metto un po' più indietro, se no mi trovo le carte sulle ginocchia. Allora, guarda, al momento direi no. Ci sono dei seri impedimenti o forse qualcuno dei due comunque è bloccato. Eh, Comunque si direbbe che nel passato recente o comunque anche adesso ci sia già una relazione. Ad ogni modo, in questo momento mi sembra un po' ferma la cosa, la situazione, però nel futuro può aprirsi una porta di dialogo maggiore, più incisiva, invita alla costanza. Probabilmente quest'uomo, questo Stefano comunque è un tipo piuttosto sicuro di sé, sa di piacere, va, ecco, che ha un po' questa ascendente così, se ne rende conto. Ti vedo in attesa, dunque non vedo un vero sviluppo nel prossimo periodo, c'è attesa, attesa positiva. Sarà poi più avanti, nelle carte di esito, che troviamo un'indicazione di un qualche tipo, però qualcosa che non è che nasce proprio molto radicata, è qualcosa che nasce un po' così. Non significa che poi vada avanti in questo modo, però nasce un po' alla leggera, ecco. Solo che questa carta mi impensierisce, cioè o lui comunque ha già una relazione oppure c'è una donna importante già nella sua vita. Bisogna capire un pochettino. Noi sappiamo poco di questo Stefano, neanche la data, figuriamoci, dunque non ho idea, però non mi sembra completamente libero. Mh. Se anche single, forse nella mente ha qualcuna. Comunque, si vedrà. Allora, Chiara, 9975. Informazioni sull'incontro con anima compagna. Anche qua è una domanda, criptica. Ma c'è per caso un Oggi numero? C'è un oggi limite di parole digitabili nei commenti? Perché non siamo su Twitter. Spiegagli che non siamo su Twitter, possono la prossima sbizzarrirsi. volta ce lo scrivono in codice fiscale, fan prima, che non si capisce. Informazioni sull'incontro con anima compagna. Questa è Ma è un diffi incontro già... Boh, vabbè, proviamo, Marietto. e cosa posso fare io? Questa qui è una Boh, domanda questa la provo io con le sibille. Ragazzi, le straordina domande devono essere chiare per noi, non per voi. Per voi sono già chiare, nella vostra testa è tutto chiaro, ma voi dovete renderla chiara a noi la domanda, se no, qua veramente, aspetta la sfera di cristallo, Marietta. Vediamo un po', proviamo. 9975, vediamo l'informazione, non so se è perché l'ha già incontrata, cioè sa già chi la deve incontrare, se deve ancora incontrarla, se vuole sapere se avverrà, se non avverrà, non si capisce niente, però
Beh, da cosa vedo la Chiara sa già chi è e la sta già aspettando. Vedi che c'è l'attesa, anche se ci sono delle incertezze, degli ostacoli, però c'è l'attesa e c'è anche la possibilità appunto di andare a incontrarsi, perché questa carta può rappresentare anche una gita piacevole, c'è l'allegria. Dunque, partiamo dal presupposto che nella linea del passato ci sono molte opposizioni e molte cose che non vanno, che poi si possono tradurre in una possibilmente in una separazione che c'è stato, che ci sono stati dei tradimenti, comunque delle sofferenze, bugie che sono state consumate e dette. Comunque adesso è in attesa, questa è la cosa positiva, è in attesa e si direbbe una cosa favorevole. Lo spostamento ci sarà, credo che però quest'anima compagna ti farà un po' tribolare, vedo questi deliranti, dunque o quando la incontrerai comunque l'incontro non sarà subito entusiasmante e dunque è possibile che magari a livello animico, di scambi via messaggio, cose del genere, ci sia una grande intesa, poi però magari di persona, non lo so, ecco, oppure nell'occasione dell'incontro non ci saranno proprio scintille. Comunque la cosa eh, può avvalersi o comunque può basarsi su una bella intesa mentale, sulla capacità appunto, che comunque ha un carattere molto affascinante, molto, come dire, questa persona sa farsi notare, ecco, però comunque c'è qualche afflizione. Insomma, l'incontro ci sarà e non sarà però entusiasmante come te lo raffiguri. Forse devi aspettarti di meno per essere più, come dire, più contenta, ecco, avere un'aspettativa Il meno alta. Mm. scusa, sotto infatti la Chiara, chiede, cioè, specifica se arriva, quindi la domanda era se arriverà. Allora chiediamo anche al pendolino a questo punto. Chiedilo, chiedilo. Io ho visto che qualcuno arriva, però non sarà magari entusiasmante subito con Beh, questo. speriamo che il pendolino Eh, sia invece di un altro viso, speriamo che sia un bel sì di quelli mm, sonori. Vediamo un po' se la Chiara, no? E arriva l'anima gemella giusta. lei ha parlato di anima compagna. Ah, anima compagna, declassato, via, su, vediamo quello che arriva. Respira, Eh, respira. sì. Okay. Beh, sì, arriva. Poi è chiaro, Mm. tu hai descritto bene come arriva, però per Beh, arrivare avrà sicuramente un bellissimo carattere, una bella anima, mh, molto intraprendente. sì, 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 sì. Magari però all'inizio non, perché c'erano Ma questi deliranti. all'inizio bisogna sempre smussare un po' gli angolini, no, uno arriva col suo Eh, 100, l'altro col suo 100, allora l'altro fa 60, l'altro 40, sai sì, com'è, no, sì. quei giochi un pochettino, mi vede, non mi vede, sai quelle cosettine lì. Poi dopo si arriva a un 50-50, no, le Certo. scarpe non vuoi che si mettano così, le scarpe sai quelle cosettine lì, su dai. Sì, Chiara, qualche mi raccomando, compromesso. ascolta il Marietto, 50-50 non essere troppo esuberante. Andiamo alla prossima, via. Allora, abbiamo una domanda di Carmen, mi sembra che cioè lei Sì, Carmela, ma Carmen, Carmen, insomma, ok. Carmen, sì, sì, sì. Voleva sapere se le scuole riapriranno a settembre e se le modalità saranno adeguate. Già queste sono due domande, perché magari riaprono e non adeguate, bisogna capire per te cosa significa, Carmen, Mh. adeguate. Comunque, vediamo intanto se riaprono le scuole a settembre. E Dove poi abita la Carmen chiaramente, perché ma magari se non riaprono, riaprono in tutta Italia. Immagino che lei sia in Italia. è vero, questo è vero, è vero. Eh, Allora, se riaprono le scuole in settembre? Questa è una mm. domandona. Poi, Pendolino, non farmi far brutte figure che qui mi gioco, il futuro. Ho avvisato il Pendolino, io non ho colpa. No, niente stress, ansia da prestazione, neanche un po'.
Ma c'è un aereo che viaggia da te? Sì, praticamente mi è passato sul tetto di casa. Non sembrava nemmeno un elicottero, sembrava proprio mh. Beh, a vederla così sembrerebbe proprio un no. Aspetta, E che sta combinando? No, a me andava bene che non aprissero. molto probabilmente, Magari riapriranno, era la ma risposta. molto probabilmente riapriranno, ma ci saranno dei grandissimi blocchi, nel senso che non sarà proprio una cosa limpida, a singhiozzo, perché ci son delle grandissime forze che vogliono tenerle chiuse. Non so, magari Mh. sai vogliono perorare la causa dei vaccini, chi lo sa, però per Eh, riaprire alla fine riapriranno, magari se non in settembre, in ottobre, però ci son dei blocchi, dei grossissimi blocchi. Prova un po' a vedere con le sibille cosa vediamo dicono. cosa dicono le sibille. Vabbè, no, aspetta, prima È qua mescoliamo un po'. sai, è quasi come se fosse tutto ancora lì, una lotta. È come se loro avessero una lotta interna se aprirle o no. Però alla fine le apriranno, però c'è Mh-mh. una grandissima forza che vuole tenerle chiuse. Mh-mh-mh. Beh, io concordo sul fatto che le modalità debbano essere adeguate. Io di sicuro i miei figli col braccialetto, non è che mi faccia tanto piacere mandarli a scuola col braccialetto come se fossero la targhetta delle mucche. Detto sinceramente un po' mi sembra una lesione ai nostri diritti civili, però questo è un punto di vista, diciamo, mio personale. Vabbè, comunque, non voglio prendere una posizione in questa direzione. Vediamo però che sia qualcosa organizzato bene, cioè alla fine vediamo cosa succede, dai, per le scuole. E in effetti questa lotta, guarda che viene fuori anche al taglio. Prigione è nemica, Mh, è fermo lì perché ci sono delle forze contrastanti. mh. Probabilmente bisogna vedere quale interesse vincerà alla fine. Eh sì, esatto. Mm. Mh-mh. Ma alla fine penso che andrà bene, perché vabbè, qua ci sono ovviamente messaggi continui, qualche fake, cioè vedi la carta del gatto, dunque qualche notizia legata proprio alle notizie, attenzione, perché scusate, era proprio queste due vicine e dunque non dobbiamo farci prendere dall'ansia perché al momento le notizie non hanno nessun fondamento per ora, come diceva il Marietto e come ho visto anche dal taglio, in realtà non hanno ancora proprio il quadro di come fare, di come agire, bisogna capire un po' quello che prenderà il sopravvento, cosa predominerà. Abbiamo comunque l'allegrezza, donna di servizio, conversazione e consolazione. Dunque mi sembra una linea piuttosto positiva, anche quella successiva, dunque mi oriento verso un sì, a una risposta positiva, perché abbiamo fortuna, amatrice casa, leggerezza, allegria. Questa carta del sacerdote mi fa capire che ci sono delle restrizioni comunque in corso o comunque ci saranno alla riapertura delle restrizioni. Non riapre come abbiamo chiuso a febbraio, riaprirà ma con dei limiti. E infatti, guardate qua, gelosia militare dunque fa capire che ci saranno delle imposizioni e comunque ancora delle fazioni anche con coinvolgimento emotivo nella faccenda. Dunque, anche se alla fine poi si direbbe proprio che qualcuno penserà al bene di questi ragazzi, però intanto questo è così. Ci saranno comunque, riapriranno ma con restrizioni, ci saranno Mh-mh. ancora Sì. delle indicazioni da rispettare, metteranno becco ancora in questo. Allora, abbiamo la domanda di Monica. Sì? 12 gennaio 71, quest'anno 2020, riuscirò a trasferirmi a nord ed entrare a fare tante camminate tra i monti a nord dell'Inghilterra come Marietto? Brava, brava Monica, brava. L'importante è camminare per riprendersi le energie e tutto quanto, brava. Guarda, ti dico di sì senza no, a parte gli scherzi, Vabbè, facciamo il pendolino, noi lo vediamo un po'. auguriamo,
però vediamo come andrà. Vediamo un po' cosa succede per la Monica in Inghilterra, camminare nei boschi. Entro il 2020, eh. Non significa 2021 che non ce la faccia. Intanto vediamo quest'anno. Mm. Mi sa che quest'anno la vedo un po' impegnativa. Penso proprio che quest'anno nei boschi, Mi sa che per il 2020, Monica, a meno che non fai la boscaiola, mi sa che quest'anno se cambi mestiere ti vai a cercare qualcosa proprio in montagna. quest'anno la vedo dura, la vedo dura. Allora, vediamo cosa dicono le sibille, vediamo se raccontano un po' di dettagli per Monica e il suo trasferimento a nord entro il 2020. Beh, è un'idea che accarezzi anche con decisione, ci stai lavorando sul serio. Allora, secondo me al nord ci andrai viaggiando, nel senso andrai a visitarlo forse con più frequenza, però ancora proprio la casa lì non la vedo. Però devo dirti che nel passato ho la sensazione che quest'idea sia arrivata comunque condivisa con qualcun altro, non è stata un'idea solo tua, forse parlando era un qualcosa, un progetto che hai accarezzato non da sola, però ecco, non la vedi, ma c'è questa, dunque non è al momento, proprio come forze immediate non ci siamo e abbiamo anche, anzi ancora l'attesa, però è un'attesa, non è un'attesa negativa, è un'attesa dove ti dai comunque degli obiettivi, ci sono ancora delle cose che devi raggiungere e probabilmente il tuo sogno, non lo so, ma io vedo qui incontro, amore, Imeneo, cioè il tuo sogno era legato comunque a una persona, non era un progetto tuo da solo, ti sarebbe piaciuto, comunque vorresti e vorrai spostarti in un'altra modalità, probabilmente anche per avvicinarti a qualcuno. Ad ogni modo, ehm, ancora vedi che ci sono delle carte di contrarie, abbiamo deliranti ammalato e poi c'è un'amica qui che cerca di sostenerti. Dunque, ancora, nonostante ti piaccia tantissimo questo sogno, questo desiderio, lo accarezzi, veramente è una cosa proprio che ami proprio fare, il pensiero di doverlo fare, però ancora non lo vedo attuarsi. Però guarda, devi avere pazienza, ce la farai, di farcela ce la farai. Magari entro quest'anno non farai in tempo, però secondo me già una prima notizia dovresti riceverla entro l'anno. Poi si vedrà. Mm. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, bene, la Monica ci dice anche che ha risolto bene come avevamo visto. Non mi ricordo più di cosa. Neanche io. L'importante è che abbiamo visto giusto che lei ce l'abbia fatto. Allora, Forse per quel lavoro che doveva fare? Boh, non mi ricordo. no, non mi ricordo, Andiamo avanti, andiamo non mi avanti. ricordo, non voglio sparare cose, non mi ricordo. Sì, sì. Allora, Carmela, per i tuoi doni risponderemo magari in un'altra diretta, adesso diamo spazio anche a un'altra persona, visto che comunque una domanda a te l'abbiamo risposta. Guardiamo Pietro, Sì. poi si dice 30, Marietto, facciamo ancora Sì, facciamo l'ultima, Pietro questa è e poi l'ultima, sì, sì. perché dopo, se no Allora, 19 giugno del 90, Pietro, mh-mh. riuscirò ad avere un incontro. Ma Pietro, ma questa domanda è la terza volta che gli rispondiamo, Questa è la però terza volta, sì, ma sì, secondo me sì. ha un virus, È un bot, vai, è vai un avanti. bot, è un bot. Vabbè, vediamo perché questa volta precisa nel mese di giugno. Sì, Questo, perché gli avevamo detto noi giugno, no, qualcosa del genere. quello la Allora vediamo. Io vediamo non mi se in giugno ricordo. Mi ci ricordo sarà solo che è una domanda che ho già sentito. se ci sarà un chiarimento in giugno, eh.
Va bene. Senti l'Achille, Hai anche sentito lui Achille che frulla le orecchie? aerei, Achille che frulla le orecchie, vediamo un Sì, po' in oggi giugno. c'è traffico. O magari in giugno lo incontra, ma non c'è nessun chiarimento, eh. Mh. A fine giugno mi sa. Cosa dille? A fine giugno, è diventato un sì dopo mezz'ora, dunque probabilmente a fine giugno. S molto probabilmente ci sarà questo incontro, però, non è proprio Mh, un chiarimento, sai son quelle cose pragmatiche, no: "Ciao, come stai?" "Ciao, bene." "Oggi piove?" "Sì." Sai quelle cose così, secondo ho me, capito. poi non voglio influenzare Sibille, perché sai che le Sibille sono No, ma tanto indipendenti. lo vedono quello che devono vedere. Esatto, sì. Sai, Vediamo un po'. mh. O poi magari sai, Vediamo, vediamo cosa dice. insomma, Mh. Se non ci fosse stato quel gatto sarebbe stato meglio. mh. Allora, mah, un incontro ci sarà. Comunque la prima linea, qua è proprio, cioè chiude male, non è chiusa bene Sì. questa situazione. Vediamo se si vede. Dunque, è proprio chiusa male questa storia. Ancora adesso Pietro è dispiaciuto, ci sono ancora lacrime. È normale, cioè, capisco che chieda con questa assiduità perché sta soffrendo. Ehm, Penso che tu lo incontrerai anche fra pochissimo, non ci vorrà molto. Poi se ci sia il chiarimento oppure no, non te lo so dire, non vedo conversazione. Dunque, magari lo incontri, ma appunto come diceva il Marietto non è detto che nasca un discorso. Nel prossimo periodo, vedo ancora come dire, il manifestarsi di un nuovo blocco, un nuovo allontanamento, dunque cioè, non lo vedo, non vedo questo chiarimento potersi esprimere o potersi verificare, devi aspettare, comunque entro giugno è possibile, perché poi c'è la carta della consonante sorpresa che qua. Dunque, la tua domanda era appunto se entro giugno. Il fatto è che comunque non vedo un grandissimo slancio, cioè può esserci anche il chiarimento, però un po' freddo, ecco, non vedo una ripartenza in sostanza. Comunque l'incontro avverrà, una consolazione l'avrai, devi però pazientare, non è nell'immediato. E comunque Mh-mh. la domanda è se sarà entro giugno. Entro giugno vedo qualcosina, però ancora freddezza. Non so se poi magari lui vuole soltanto un chiarimento, non un proseguo, comunque in quel caso sì. Marietto, Dimmi, dimmi. Beh, che ne su dici? Salutiamo? sì, salutiamo i nostri amici, li ringraziamo di essere stati qui con noi. Sì, vediamo Fidi di tu Hilde che hai una bellissima voce e sai Va come bene. fare. Allora ricordo agli amici che sono venuti e ai quali non abbiamo potuto rispondere che, possono tornare o alla diretta di martedì sera sul mio canale YouTube, oppure alla diretta di mercoledì con il Marietto Veneziano sul suo canale come oggi qui, però sempre Mh. 20:30 fino alle Uhm, 21. Hilde Così s dimmi. Hilde scusa, ma non vuoi lanciare il sasso che volevi spostare lunedì sera, dopo il gruppo, la diretta? Ah, lo dico così,
lo dico così. Sì, diciamo che più che lanciare il sasso lanciamo un sondaggio, vediamo come accoglierebbero, l'idea di, fare la diretta invece di martedì alle 20:30, farla lunedì alle 21:30, perché il lunedì abbiamo già impegnato, la serata con il gruppo Magi Cerceri Bertoldini, come vi avevo detto all'inizio quando appunto ho parlato degli appuntamenti settimanali. Dunque stavamo pensando invece di fare il martedì alle 20:30, che è un po' è un orario un po' sacrificante, magari alle 21:30 il lunedì poteva essere più comodo per molte persone, e poi non vi nascondo che sarebbe un accorpamento per impegnarmi un'unica serata invece di 4, alla fine sono impegnata 4 sere, invece così mi impegnerei 3 pur dandovi lo stesso supporto e servizio. Questo comunque Io vediamo. voto a favore, io voto a favore. C'è già qualcuno che si è espresso meglio martedì. Ah! Vabbè, lascio comunque esprimere tutti, fatelo sapere nei commenti, e dunque così vediamo poi di lasciare alla maggioranza, fermo restando che il mio sogno è quello di accorpare un po', perché ho tutte le sere felicemente impegnate con voi, però proprio tutte le sere e devo dire che mi piacerebbe una sera ogni tanto passarla con i miei figli. Bene, vi ringrazio comunque. Marietto, che ne dici? Ma sì, Salutiamo? salutiamo i nostri i nostri amici, grazie per la pazienza di essere stati con noi e vi insomma niente, ci sentiamo io con voi e Hilde mercoledì prossimo alle 8:30, no, e poi ricordatevi di iscrivervi al canale di Hilde Garda, Maledetto Veneziano e anche il nostro gruppo Telegram alle 20. Certo, mi raccomando, ricordatevi che rispondiamo in ordine di arrivo, dunque prima arrivate meglio è. E un'ultima cosa, per favore, se riconoscete di aver già fatto una domanda e non è proprio urgente, lasciate magari spazio anche a qualcun altro, così che possiamo far felici più persone, anche perché comunque il tempo che noi dedichiamo gratuitamente è quello. Vorremmo poter aiutare un po' tutti nei limiti del possibile. Dunque, Hilde, è arrivata anche la Paola Chirilli, salutala. Ciao ciao Paoletta. Paola, Ciao. ciao. Sì, sì, sì. Okay, bene. Io Va bene, adesso buon proseguimento a tutti grazie allora. care, ciao ciao cari A amici. presto. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.